Doveva essere una normale passeggiata, si è trasformata in tragedia. È successo poco dopo l'una in Val d'Oten, sopra Calalzo di Cadore, quando Elisabetta Biolo, di 42 anni, veneziana di Dolo, in coda al gruppo dove c'erano anche la figlioletta, il marito e alcuni parenti, è stata colpita in testa da una scarica di sassi mentre era ormai sulla via del rientro. Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna non c'era più nulla da fare, era morta sul colpo per il gravissimo trauma al capo. Elisabetta Biolo, casalinga, era in vacanza a Laggio, ospite di una parente. Per questa mattina assieme avevano scelto la passeggiata sopra Calalzo verso la cascata delle Pile. È una zona frequentatissima della Val d'Oten, valle che si incunea fra Marmarole e Antelao. Quel sentiero è assolutamente agevole, quella che si è consumata una tragica fatalità. La salma è stata recuperata dal SUEM 118 e dagli uomini del soccorso alpino di Pieve di Cadore e composta nella cella mortuaria di Calalzo, già a disposizione dei familiari. Dei rilievi di legge si sono occupati i carabinieri. Le cause? La caduta di un sasso in montagna è nella normalità delle cose. In questi luoghi non sono rari incidenti anche mortali. Il disgelo ancora in atto certo può essere responsabile, ma anche un animale che, muovendosi sulla montagna, potrebbe aver provocato il movimento di quel distacco assassino. Di fatto, per la famiglia di Dolo, la giornata in vacanza si è trasformata in tragedia, l'ennesima in questo periodo sulle montagne bellunesi.